Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 38esima giornata della Serie B-Win che in una sfida dal sapore di Serie A mette di fronte il Vicenza di Maran al Crotone di Menichini. 49 punti i veneti, 3 sotto la zona playoff, 47 i calabresi, 5 sopra la zona playout. E allora vale tutto e il contrario di tutto questo match diretto da Melchiorre di Ferrara, assistito dai signori Preti e Zonno. Nutrita la curva biancorossa, ma non mancano i tifosi che hanno attraversato l'Italia per tifare Cutolo e compagni. E allora la partita inizia subito a sprombattuto, mentre al 14esimo, dopo un buon avvio da parte vicentina, è il Crotone pericoloso quando ha campo. Ci prova Cutolo dalla distanza e allora Russo c'è. Passano 30 secondi, c'è uno slalom di De Giorgio dalla sinistra, converge verso il centro, il pallone arriva a Gaetano Cahill, ci prova con il destro, altissimo. 18esimo, il Vicenza prova ad agire su calcio da fermo, testa di Martinelli, risponde Belez, il pallone di ritorno e ancora Belez sul primo palo che dice no. 26esimo, spingono gli ospiti sulla corsia mancina, al pallone al centro per l'Ariete Djuric che prova la giocata a effetto, ma è bravo Martinelli in chiusura. 28esimo, gara che si sblocca, tocca a Elvis Abbruscato togliere le castagne dal fuoco, facile il controllo in aria, facile il sinistro a incrociare, facile il 16esimo centro stagionale per il capocannoniere dei Veneti. E allora Vicenza 1, Crotone 0, gara equilibrata sin qui, decisa da un guizzo dell'attaccante appunto dei biancorossi. 34esimo, prevale la tecnica degli avanti vicentini, Tulli lascia sul posto il diretto marcatore, ci prova con il destro, fuori di un niente. Il primo tempo termina così, ma nella ripresa il Crotone parte fortissimo. Subito, dopo 30 secondi, De Giorgio impegna Russo con un colpo di testa pericoloso e sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo il pallone termina sul primo palo per Vineto che anticipa tutti e insacca alle spalle di Russo. Vicenza 1, Crotone 1, è il 47esimo minuto, seconda rete stagionale per il difensore dei calabresi, ma Vicenza che vede vanificato tutto il buon primo tempo. 52esimo, risposta vicentina, Schiavi solo in area, stacco di testa ma impatta male e per Velez è tutto troppo facile. 55esimo, roba da Balattifini, l'azione dei calabresi, da Cutolo a Gagliardo per Djuric, Russo ancora Djuric, 1-2 Crotone, tutto in 8 minuti. I calabresi sono adesso in vantaggio e veramente 2 gol in 8 minuti rendono la gara in discesa per gli ospiti. 64esimo, i veneti provano a risvegliarsi con Tulli che si libera per Rimaglia, 2 passi avanti per Velez, specchio chiuso, ottima la prestazione del portiere calabrese quest'oggi. 73esimo, incredibile contropiede calabrese, Cutolo sulla sinistra, c'è anche Djuric al centro, ma non è giornata per il bomber calabrese e la difesa si salva. Azione successiva, sponda di Djuric per la corrente, Gaetano Cahill non va. 78esimo, azione da Moviola, cross dalla sinistra che impatta sul braccio di Abruzzese, tutto regolare per Melchiorre, ma le proteste di Maran e di tutto il Vicenza sono vibranti. Rivediamo qui il tocco di mano, o meglio di braccio nel replay, il tecnico dei veneti viene espulso. Quindi la gara non si sblocca da questo 1-2 in favore del Crotone. Negli ultimi minuti il Vicenza attacca e il Crotone agisce di rimessa. La prima volta vede Cutolo servire Parfà, il controllo però non è propriamente da manuale del calcio e l'azione si vanifica. La seconda vede Gaetano Cahill sparare su Russo, ma cambia veramente poco. Guardiamo questo tiro e comunque finisce così. Festeggia il Crotone per una salvezza raggiunta, piange il Vicenza per aver perso il treno promozione.